Benvenuti alla Beta Ricambi Arena Palamangano, benvenuti a Givova Scafati contro E7 Emporio Armani Milano. Gray finta, poi attacca il ferro, lunga la difesa dell'Olimpia. Cinciarini che gira l'angolo, ha una mano dal palleggio, ama la mano di Gray che manda a bersaglio la tripla. Brooks riceve da Bolmaro, pensa al tiro, poi va in penetrazione, prova un runner appoggiato al tabellone che segna. Che partenza per Armani Brooks. 7 secondi per andare al tiro per l'Olimpia. Ricci finta l'end-off, si prende l'arresto e tiro. Pippo Ricci ne segna altri due. Taglio da parte di Akin, Cinciarini cambia marcia, prende velocità, arriva al ferro Andrea Cinciarini. Si spazia Cinciarini che ribalta il lato per Stuart, tripla dall'angolo di Stuart, sorpasso Givova, contropiede da manuale. Stuart che attacca Brooks, runner a segno per Elijah Stuart. Fate 13-1 di parziale. Cinciarini alza per Pinkins che appoggia il tabellone e segna. Dimitrievic nell'angolo per Shields che attacca il recupero di Miaschi, palleggio, arresto e tiro a segno con l'aiuto del ferro. Sappiamo che Milano ha dei problemi nel reparto lunghi, che è la quarta partita in una settimana. Noi dobbiamo andare con tutta l'energia che abbiamo, difesa e contropiede, cercare canestri facili e in difesa cercare di limitare Mirtic, low post e Shields, perché alla fine saranno loro che prenderanno le decisioni. Brooks nell'angolo, attacca il recupero di Gray, va al ferro ad appoggiare al tabellone. Armani Brooks. Pinkins contro Ricci, taglio di Cinciarini. Riceve Gray, su cui c'è la pressione di Bolmaro. Gray poi ha spazio per attaccare l'area, extra pass di Zanelli che libera nell'angolo. Stuart! Ancora sorpasso Scafati. Stoppatore di Willy Caruso ai danni di Cruz Pinkins. E poi Brooks per Tonut che appoggia il tabellone e segna. Brooks, palleggio, arresto e tripla! Armani Brooks! Rimangono 6 secondi per l'attacco Olimpia. Brooks la mette per terra contro Miaschi, tiro in fade away sbagliato, ma Stefano Tonut vola letteralmente. Caruso ancora per Tonut nell'angolo, un palleggio, poi la tripla di uno scatenato Stefano Tonut. Dall'altra parte Gray a segno con questa perfetta esecuzione sul pick and roll. Gray, Pinkins vuole bloccare su Shields, Gray esita, poi gioca l'1 contro 1 verso il fondo, palleggio, arresto e tiro! Rob Gray, meno 4 Scafati. Dimitrievic che prova la tripla in step back, sbaglia, tiro corto, ma rimbalzo in attacco di Ricci. Non si è azzerato il cronometro perché la palla non ha toccato il ferro. Cinciarini per Stuart che si alza per la tripla e la segna. Cinciarini che scivola, si fa toccare la palla da Shields, la riprende con 3 secondi, poi Shields la toglie a Stuart. Finisce così alla Beta Ricambi Arena Palamangano, vince le 7 Emporio Armani Milano che espugna il campo della Givova Scafati.
It was a tough environment, tough game, good team, but you know we stuck to our game plan. It got a little tough at the end, but we stuck together throughout the toughness of the game, and we pulled out a tough win.